Triste addio alla 17enne morta nella tragedia del catamarano, il dolore senza fine di mamma e papà, folla di giovani in lacrime. Accanto alle idroambulanze, ora il soccorso sanitario in Laguna di Venezia viaggerà anche sulle idromedica, un nuovo innovativo mezzo veloce per i trasferimenti del medico di soccorso. Ha vinto la nostra trasparenza, così il 52% dei voti. Alessandro Arpi per il centrodestra è il nuovo sindaco di Santa Maria di Sala. Inutile realizzare una variante alla Romea perché il traffico che la percorre è di carattere locale. I risultati dello studio ANAS, la regione pronta a raddoppiare le corsie da 2 a 4. Rivoluzione ticket per visitare la Basilica di San Marco, biglietti solo online e tariffe aumentate. Il rincaro servirà a finanziare l'apertura di chiese veneziane attualmente chiuse per mancanza di personale. La Biennale d'Arte 2026 orfana della curatrice morta prematuramente il 10 maggio scorso proseguirà il percorso che lei stessa aveva tracciato. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque i titoli, ma in primo piano il nostro sondaggio. Parliamo di economia, i segnali sono preoccupanti, i boom di cassa integrazione straordinari anche in Veneto. Per la CGIL vanno supportati gli investimenti, mentre da Confindustria parte l'allarme sui costi dell'energia. Oggi gli industriali davanti alla Premier a Bologna hanno chiesto di accelerare sul ritorno al nucleare. La stessa Meloni ha aperto all'ipotesi parlando della tecnologia dei mini reattori. Per questo noi vi chiediamo, lo vedete, caro energia, ritornare al nucleare? Se volete rispondere di sì in verde, se invece volete rispondere in no, il numero in rosso. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. E dunque la cronaca, oltre 2000 persone hanno dato l'ultimo saluto questa mattina nella chiesa di Malcontenta ad Anna Chiti, la 17enne morta nell'incidente sul catamarano. Tante le lettere strazianti lette dall'altare. Il papà: ero il tuo supereroe, il dolore mi ha sconfitto. Un giorno mia figlia Anna mi disse: sai papà, sei il mio supereroe, senza mantello, ma con il superpotere di essere mio papà, più forte del mondo. Ma adesso che il mio angelo non c'è più, quel supereroe è stato sconfitto dai dolori amici. Ma sono convinto che il tuo papà un giorno ritornerà da te, più forte di un supereroe, per stare insieme per tutta l'eternità. Lacrime, papà Umberto ha dato così il suo saluto ad Anna Chiti, morta 10 giorni fa, 17 anni, nel tragico incidente sul catamarano. A salire sull'altare della chiesa di Malcontenta nel giorno del funerale è stato poi il turno di mamma Ludmila e prima di loro della gemella Giulia. Tu sei e sarai sempre parte di me. Non importa dove tu sei adesso, io ti porterò con me ovunque. Sarai il mio coraggio quando ho paura, la mia forza quando vorrò mollare e la mia luce quando tutto sarà buio. Mi mancherà quel tuo sorriso solare che portavi sempre con te e chi mi voleva dire: mamma, ti voglio bene. Prima dei familiari e della funzione anche amici e amiche hanno voluto dare il loro personale saluto ad Anna, una ragazza che tutti ricordano come solare, allegra, intraprendente, amante del mare. In chiesa e sul piazzale almeno 2000 persone, soprattutto giovani, amici di Anna. Sulla bara bianca calle blu a simboleggiare il colore del mare, rose bianche e girasoli. All'arrivo poco prima delle 10, oltre i familiari, i compagni dell'istituto nautico e la disperazione del padre tra le note di Ovunque sarai di Irama. Ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò. E nel silenzio io ti ascolterò. Poco prima, gli uomini dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia hanno accolto la bara con il fischio del Nostromo che si riserva alle autorità di Stato e ai marinai venuti a mancare. In chiesa il sindaco Brugnaro, che ha abbracciato commosso il papà di Anna, il presidente dell'autorità portuale di Blasio, il sindaco di Mira Dori e altri rappresentanti istituzionali. All'uscita, tra le note di American Dream, il lancio dei palloncini bianchi e azzurri, gli applausi e le lacrime della mamma distrutta che insieme al resto della famiglia ha accompagnato Anna verso il cimitero.
Pulse 3 potenzia il soccorso in laguna con la idromedica, una nuova imbarcazione più veloce dell'idroambulanza e in grado di navigare anche in condizioni di bassissima marea, ideata specificatamente per Venezia. In laguna bisogna adattare i mezzi, noi le idroambulanze ce le abbiamo, ci mancava quello che è l'equivalente dell'automedica. Abbiamo creato un mezzo identico all'automedica, quella che chiamiamo automedica, che in realtà sarebbe un veicolo di soccorso avanzato, che ha a bordo tutte le attrezzature. Accanto alle idroambulanze, ora il soccorso sanitario in Laguna di Venezia viaggerà anche sulla idromedica, un nuovo anche nel nome, innovativo, mezzo veloce per i trasferimenti del medico di soccorso, pensato, progettato e realizzato dotandolo delle necessarie strumentazioni per la specificità di questo territorio. Questa è una barca veloce con a bordo solo il pilota medico infermiere e tutte le attrezzature che servono per portare all'ospedale dal paziente. Maggiore rapidità di intervento, maggiore versatilità. Nel momento in cui un medico interviene con un'idroambulanza, se c'è la necessità di una sua competenza da un'altra parte, può utilizzare questo mezzo che è veloce per essere trasportato ed intervenire a soccorrere qualcun altro. La nuova idromedica è stata realizzata in 2 esemplari con un investimento di quasi 400.000 euro. È in grado di intervenire ovunque, viaggiando anche in condizioni di estrema bassa marea e soprattutto molto rapidamente. Sarà più veloce di un'idroambulanza perché un'idroambulanza arriva a 35 nodi, quindi intorno ai 60-65 all'ora, soprattutto quelle nuove motorizzate con motori di 270 cavalli. Questa arriverà sui 40 nodi e quindi quasi 80 all'ora. Abbiamo adottato su questa imbarcazione un sistema di power lift che consente appunto di alzare la barca in fase di corsa per permettere di raggiungere delle più alte velocità e di abbattere al massimo l'impatto del motondoso. Siamo alla politica. A Santa Maria di Sala, primo giorno da sindaco per Alessandro Arpi, che ha conquistato il comune con il 52% dei voti. Il focus sicuramente in vista di settembre sarà la gestione delle scuole. Cercheremo di mettere al meglio, preparare al meglio l'istituto comprensivo con tutti i suoi plessi per i nostri bambini che inizieranno scuola a settembre, e altro focus sicuramente sarà la manutenzione del verde ordinario, perché è molto sentita da parte dei nostri cittadini e vorremmo migliorarla. È pronto a iniziare nella veste di sindaco Alessandro Arpi, già vice sindaco nella precedente amministrazione a Santa Maria di Sala, dopo aver ottenuto il 52,18% dei voti, nonostante la divisione del centrodestra. La coalizione a suo sostegno, composta da Fratelli d'Italia, Lega, Indipendenza Veneta, Generazioni per Crescere e Coraggio Italia, ha infatti staccato nettamente quelle degli altri 2 candidati. L'ex sindaca Natascia Rocchi, sostenuta da Forza Italia, Alternativa Civica, Progetto Rinascita Comune, al 29,61%, e Massimo Iovine, che si era presentato con la lista civica Insieme e l'appoggio di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, al 18,2%. Uno spoglio al cardiopalma durato fino alle 21, che Arpi ha seguito passo dopo passo dalla sala consiliare. Un risultato che in qualche modo il candidato si aspettava nonostante i toni della campagna elettorale. La squadra era molto motivata e molto abile, quindi avevamo ottime possibilità di vincita e questo è stato un bel dato. Abbiamo portato a casa questa vittoria. Anche se devo dire che i toni di questa campagna elettorale sono stati un po' troppo accesi, molte lezioni infondate, molte accuse dalla quale assolutamente mi dissocio. Si è tutto svolto nella piena regola, assolutamente. Ha vinto un mix di trasparenza che abbiamo sempre avuto e anche di competenza, quindi il cercare di affrontare anche a livello di presentazione, di discussione con i cittadini gli argomenti in maniera molto pragmatica, penso che sia stato uno dei nostri valori aggiunti in questa campagna elettorale. Realizzare una variante della Romea sarebbe inutile perché il traffico che la percorre è di carattere locale e non si sposterebbe sulla nuova struttura. Lo ha stabilito uno studio dell'ANAS. La Regione è pronta a soluzioni alternative. È emerso, che ci ha lasciato un po' tutti a bocca aperta, che una nuova Romea in nuova sede lungo tutto il tracciato del territorio veneto sarebbe inutile farla perché
il traffico non si sposterebbe dall'attuale Romea alla nuova Romea. Probabilmente è raro che uno studio si dimostri così vincolante per il futuro di un progetto quanto l'analisi del traffico lungo la Romea effettuato dall'ANAS. La Regione l'aveva chiesto per individuare il migliore tracciato di una variante, ma lo studio ha rivelato che una parte significativa dei flussi è di carattere locale, per cui da lì non si sposterebbe neanche in presenza di una nuova infrastruttura. Tutto il traffico che c'è sulla Romea, parte veneta, arriva o ha come destinazione nord e sud di Chioggia e la zona di Mestre. Quindi di fatto se io andassi a fare una nuova Romea in nuova sede distaccata da quella attuale rischierei di fare un'infrastruttura inutile perché i mezzi pesanti continuerebbero ad andare sull'attuale Romea. Che fare allora? Innanzitutto un potenziamento dei 15 km di rettilineo da Campagnalupi a Codevigo, con 2 corsie per senso di marcia. Il progetto che stiamo sviluppando, che nasce dal piano Romea di potenziamento dell'infrastruttura attuale, studia tutte le possibili alternative che ci sono per arrivare in quel tratto a separare le carreggiate e quindi eliminare il problema del sorpasso che è la criticità principale in termini di sicurezza. A sud comunque ci sarà una variante da Chioggia a Rosolina, mentre a nord sarà migliorato il collegamento con la A57. Il traffico medio sulla Romea raggiunge i 27.000 veicoli al giorno, il 13% sono mezzi pesanti. La Romea è tra le strade più pericolose d'Italia, con un triste primato anche in tema di incidenti, spesso mortali. I prefetti hanno chiesto alle questure di coordinare un tavolo delle forze di polizia e delle forze dell'ordine per incrementare, collaborando anche con le polizie locali, i controlli lungo la Romea. Presentata oggi una sorta di rivoluzione che scatterà dal 1° luglio per regolamentare l'accesso dei visitatori turistici nella Basilica di San Marco a Venezia. Dal 1° luglio i turisti che vorranno visitare la Basilica di San Marco a Venezia potranno accedere solo su prenotazione esclusivamente online. Aumenta il costo del biglietto, 10 euro per quello base fino a un massimo di 30. Anche il semplice biglietto base comprenderà l'accesso alla Basilica di Torcello e alla parte museale del seminario. Grazie a questo aumento sarà garantita l'apertura continuativa di 40 chiese del Patriarcato, oggi chiuse completamente o parzialmente. Si creeranno anche nuovi posti di lavoro. Questa è la grande novità. Non dovranno più fare code, saranno certi di poter entrare nell'ora loro programmata e quindi tutto dovrebbe avvenire in modo molto più rispettoso per la città e per le persone che ci visitano. Inoltre avremo anche un maggior controllo a garanzia della sicurezza e soprattutto una migliore qualità di visita. Permetteremo a tutti di poter visitare la Basilica senza la pressione che in certi momenti oggi si verifica. Cosa cambierà? Aumenterà il biglietto oggi online di 6 euro, passerà il biglietto base a 10 euro, di più se si vedono altre parti riservate della Basilica. Si partirà con una sperimentazione di 6 mesi, come ha ben spiegato Monsignor Favaro. I cambiamenti in arrivo riguardano solo gli accessi turistici, mentre l'ingresso ai fedeli dei peregrini, in particolare in questo anno del Giubileo, per le celebrazioni liturgiche, per pregare e per fini pastorali, sarà sempre e comunque gratuito. Abbiamo 1.800.000 visitatori della Basilica, circa 700.000 del campanile, quindi nell'insieme sono 2,5 milioni di persone. Con questa pianificazione degli accessi porteremo i biglietti giornalieri da 4.200 fino a 5.200, quindi aumentiamo la possibilità di visitare la Basilica in condizioni più rispettose. La Biennale d'Arte 2026 orfana della curatrice morta prematuramente il 10 maggio scorso proseguirà il percorso che lei stessa aveva tracciato, la decisione dei vertici assieme alla famiglia. I look forward to seeing you in Venice in May 2026. Un appuntamento che Coio Cuo, direttrice della 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, in programma nel 2026, non riuscirà a mantenere per un tragico destino che lo scorso 10 maggio, a causa di una malattia fulminante, l'ha strappata alla vita. Sarà comunque presente in altra forma. Con gesto coraggioso e senza precedenti, la Biennale di Venezia, guidata dal suo presidente Pietrangelo Buttafuoco, ha annunciato con una scelta dirompente, in accordo con la famiglia di Cuo, di realizzare la mostra da lei pensata. Un annuncio sottolineato da applausi scoscianti e da una profonda commozione palpabili nella sala delle colonne a Ca' Giustiniani. E della sua piena disponibilità al presidente
della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ad assumere l'incarico di direttore artistico del settore arti visive della Biennale. Koyo Kuo ha lavorato intensamente dall'ottobre 2024 fino ai primi di maggio, pochi giorni fa, alla realizzazione della mostra che avrà il titolo e il contenuto da lei pensati, in minor case, in tono minore. La mostra verrà inaugurata il 9 maggio 2026 fino al 22 novembre. I contenuti saranno annunciati il 25 febbraio del prossimo anno. A tracciarne la strada saranno Koyo dall'altrove, come ha indicato il presidente Buttafuoco, con la Biennale e il team di curatori e collaboratori da lei scelti. L'arte spalanca le porte all'eterno. Il suo sguardo c'è il momento da attraversare, ancora prima di dire la sua risposta, mi chiede, posto il vincolo di riservatezza, posto il bisogno di non far trapelare nulla oltre quelle mura della stanza in cui ci ritroviamo, mi chiede, posso dirlo comunque a mia mamma? All'Auditorio delle Procuratie Vecchie si è svolta la premiazione dell'11ª edizione del concorso letterario Leggere con l'ora alla mente, riservato agli alunni di terza media degli istituti comprensivi di Venezia e del Lido. Hanno partecipato 18 classi terze per un totale di 385 alunni. Ai premiati è stato consegnato un buono di 100 euro per l'acquisto dei libri. La premiazione è iniziata con un intervento musicale degli studenti della scuola musicale Dante Alighieri. Era la nostra ultima notizia, io ora vi lascio alla sigla, poi alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.